Finalmente l'Europa ha detto sì. Via libera al salvataggio della Banca Popolare di Vicenza. La Commissione dà il suo ok al decreto del governo. Bruxelles, nel porre il timbro, annota che sono stati fatti buoni progressi per trovare una soluzione in linea con le regole comunitarie. Soluzione dunque e non fallimento, come predica anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il fallimento, il bail-in, la liquidazione di queste due banche costa al fondo interbancario, al fondo salva risparmiatori, costa 11 miliardi di euro. Salvare queste due banche direttamente con un apporto di risorse fresche da parte del governo, da parte di chi che sia, costa 1 miliardo di euro. Quindi salvare queste banche vuol dire risparmiare quantomeno 10 miliardi di euro dal fondo interbancario, che è quel fondo che serve per salvare i conti correnti. Qualcuno però questo salvataggio lo deve pagare. Secondo l'Europa il decreto del governo rafforza il cosiddetto burden sharing, ossia il dispositivo che in caso di aiuti di Stato prevede che gli azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate contribuiscano al salvataggio della banca, con i titolari di obbligazioni senior e i depositanti che restano totalmente garantiti. Aspettiamo i prossimi giorni per vedere come evolverà la situazione, ma la via primaria per il salvataggio di BPV resta l'intervento pubblico. La via primaria resta l'intervento pubblico da parte dello Stato, utilizzando il decreto che stanzia 20 miliardi che consentirebbe allo Stato di ricapitalizzare e diventare azionista in maggioranza. Ovviamente non escludiamo altre strade, perché il punto di fondo è che noi non lasceremo che queste banche falliscano, quindi la via primaria è quella, ma ci attrezziamo anche ad altre eventuali soluzioni.